In occasione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello, l'Associazione Teatrale e Culturale Arcobaleno di Favara presenta al Teatro Flavio di Roma 1, 2, 3 Rintocchi di follia. L'opera è un atto unico scritto e diretto da Antonella Monreale. La regista ha inoltre presentato alla Camera dei Deputati il cortometraggio della stessa opera, relazionando insieme a Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo, sul tema della follia di Antonietta Portulano, la moglie di Pirandello, che ha poi inciso sul malessere femminile. Gloria Scafè. Giovanna. Le opere di Luigi Pirandello da sempre hanno stimolato l'estro dei registi che le hanno riproposte rappresentandole sul palcoscenico del teatro. Questa volta però ad andare sul palco del Teatro Flavio di Roma è stato il tema della follia di Antonietta Portulano, la moglie del drammaturgo. E dunque 1, 2, 3 Rintocchi di follia, scritto e diretto da Antonella Monreale dell'Associazione Teatrale Arcobaleno di Favara. Gli attori hanno interpretato il disagio familiare, quindi un aspetto intimo della vita dello scrittore. Sul palco si sono intrecciate le emozioni del dramma, del dolore, della follia, emozioni che hanno appassionato il pubblico presente. Abbiamo presentato questo progetto proprio il giorno della nascita di Luigi Pirandello, il 28 di giugno allo Spazio Terminals di Agrigento. C'è stata l'opportunità di portarlo qua a Roma, ne abbiamo subito approfittato ed eccoci qua. Da tempo ti occupi di teatro, questa volta hai cambiato genere, ecco, è un genere sicuramente più impegnativo. Abbiamo cambiato perché bisogna crescere. Non voglio dire che l'altro genere, la commedia brillante, non la faccio più assolutamente, anzi, però ho voluto misurarmi, ho voluto un attimino cambiare, vedere se sono capace di fare altre cose e a quanto pare stasera la dimostrazione c'è stata. Come ci si sente nei panni di Luigi Pirandello? Ma guarda, è una grossissima responsabilità. Io, anche se ho interpretato diversi personaggi di Pirandello, ma il personaggio è una cosa, interpretare Pirandello proprio la persona, Pirandello, Luigi Pirandello, non è una cosa facile. C'è una somiglianza indiscutibile con Luigi Pirandello. Ecco, raccontare e interpretare il dramma vissuto dallo scrittore per la follia della moglie. Si parla della follia della moglie e il dramma, il lavorio interno di Luigi. Perché lui effettivamente forse l'amava la moglie, però diciamo che vedere la moglie soffrire, il marito soffre con la moglie. Laura Pompeo sul palco Antonietta Portulano, la moglie folle di Luigi Pirandello. Ecco, hai dovuto interpretare un ruolo importante, un ruolo drammatico. Come ci si sente? Allora, ci si sente, è un ruolo abbastanza impegnativo e importante, quindi devi entrarci proprio nel personaggio, lo devi studiare tanto, è stata un'emozione indescrivibile. Ecco, un'emozione che assolutamente è arrivata. Un'altra cosa sì, di solito si parla sempre di Luigi Pirandello, invece abbiamo voluto portare in scena Antonietta. Ecco, come mai puntare il focus sulla moglie di Luigi Pirandello? Come mai? Perché proprio è quello che dentro la casa si viveva questa situazione, quindi è sempre Luigi Pirandello, però è quello che viveva Luigi Pirandello. Udiceva che sentiva la voce della femminanza, questa femminanza. Giovanna Dominici sul palco, l'anima di Antonietta. Ecco, hai dovuto interpretare la follia di Antonietta. Non è stato facile, è stato senz'altro un viaggio bellissimo, introspettivo ovviamente, ho dovuto lavorare molto sul personaggio ma anche su me stessa perché comunque richiedeva portare fuori quella che era il problema, il disagio di Antonietta che ha molto poi influenzato anche il drammaturgo nella sua vita e anche nelle sue opere. È stato un ruolo che io ho amato particolarmente, quindi ci tenevo che uscisse fuori così come io lo volevo, così come la regista lo aveva pensato.
È stata una bella sfida perché ho messo in gioco tutta quanta la mia sensibilità. Come ti sei sentita sul palco romano? Quella è stata un'adrenalina fortissima, è stata un'emozione grandissima, lo aspettavamo da tanto questo momento, ci siamo preparati tanto per arrivarci, insomma con tutto quello che ci eravamo proposti di raggiungere in questa sede. È stato bello, è un'emozione che sicuramente mi porterò dentro per tanto tempo. Schifosi.